Ma sta guida arriva o non arriva? Ma che ne so io? Eccomi qua. Oh. Salve, scusate il ritardo, ma non so proprio orientarmi sui stradali di sto paese. Questa saria guida. Attacchiamo bene. Tanto piacere, Maci. Piacere, piacere. Sono la guida che vi accompagnerà nel trekking di oggi. Il mio compito più importante è stare attento che nessuno del tutto il vostro gruppo si perda. No, Siamo in beh. due. Perché ogni tanto succede che a qualche guida viene affidata, ne so, tipo un gruppo di giapponesi e se ne perde qualcuno. no. E certe guide dovrebbero essere più sveglie. Non è bello perdere qualcuno. A me te me dici, a me te me dici. Allora facciamo l'appello per oggi, dai. Allora, abbiamo Due. Marco, Sono qua, dove Vardito, sono qua. Gaetano, Sono io, siamo in due, evidentemente sono io. Kumi Anami, Ah, vedi, c'è un altro. Su. Miss Kumi Anami. Signora, scusi, chi è Kumianami? Sì, uno dei giapponesi che si è perso l'altro giorno. Mi ogni tanto facciamo, speriamo che salta fuori. Certe guide dovrebbero essere più sveglie. Certo sì. Allora, visto che il gruppo è al completo, possiamo partire. Sì, prima avrei caro però darvi due piccole informazioni, Vabbè, ok? vabbè. Allora, siamo qui con l'associazione Amici di Via Ania, Sì. che offre itinerari e escursioni lungo le tracce dell'antica via romana Via Ania. Sì. Questa associazione è stata fondata ancora negli anni '80 da il figlio della suocera della mamma di mia sorella. Da chi? E suo figlio della suocera di sua mamma di mia sorella. Scusa, non ho capito. Mia sorella ha una mamma. Tua mamma. Mia mamma. Sua suocera, Tua nonna? mia nonna, suo figlio, quello che ha sposato mia mamma, che ha fondato l'associazione. Tuo papà. Sì, esatto. Ma perché non dici tuo papà? Se Scusa. te trovi meglio dire tuo papà, dici pure tuo papà. Ognuno si esprime come che va meglio esprimersi. Però adesso Perso. Ma che ne so? non stai a interrompermi, sennò mi fai confusione. Allora, il nostro percorso parte da Porta Altinate a Padova, che dovrebbe essere qua vicino. Credo che sia questa, sai. Ti ho detto che era vicino. Dopo percorreremo tutta via Altinate, che si chiama così perché anticamente portava ad Altino. Certo. E poi via Ania continuava fino ad Aquileia. Però non è che arriviamo. Non arriviamo No. fino là in fondo. Ci fermeremo nella zona della riviera del Brenta, dove sorpresa pranzeremo. Ok. Ho prenotato il ristorante per manca un quarto, un botto un quarto. Quindi dai, veloci Che che. narice manca un quarto e un botto? Manca un quarto, un botto un quarto. Credo sia l'una. Luna. Dice Luna. Ognuno si esprime come che va meglio esprimersi, basta che partiamo perché mi hanno detto guai se arrivate più tardi di manca 10, un botto e 20. Credo sia l'1:10. Almeno riusciremo a vedere qualche reperto. No, perché l'antica via Ania non è più percorribile, però si possono trovare tracce, reperti, monumenti o ai musei civici di Padova o al parco archeologico di Altino. Ok. Però adesso vi chiedo per scrupolo di segnarvi il mio numero, che non succeda come che ho fatto col gruppo dei giapponesi l'altro giorno. Ah, Certe guide. Ti Vai. faccio lo spelling del numero. Come si fa a fare spelling nel numero? E ora tre, Tre? come i porcellini, tipo. 3 caravelle. E non so mica si andava anche in barca, certo, no. Non stai a far confusione. 3. Come i porcellini. 3. 3. 4, come i gatti, si dice, noi erano 4 gatti. Che certo. 44 gatti comunque. Questi altri 40 dove si finì? Beh, se si perde un gruppo di giapponesi perderà sicuro anche i gatti. Però non sta a fare confusione, che non sei 44, No, ci ci sono sono solo 4 4. gatti, perché Ah, 3 come i 4 gatti porcellini. come Sì, pochi. gli altri 40 non so dove chi sia andato, sì, però no, non sta a no, scrivere 4 40. 3, 4? 3, 4. 9, 9. come... Cosa come 9, 3, 4, 9. non lo so. Certo che non c'è niente di famoso col 3, 9. 3, 4, 9. Famoso Senti, col 3, 4. 9. Senti, vabbè, ma cerchiamo di starti vicino e non ci Vabbè, perdiamo. sì. Ecco. 0 come a farina. 0. Un altro 0 come a farina, che potevo dirti farina 00 direttamente, che sia farina 00. 3, 4, 9, 0, 0. Dopo dipende da uno come che cucina, che sia anche sempre più intolleranti. Certo, un biglietto da visita. Sì. Dammi il sì. biglietto, va. Però adesso, Maci, per piacere, possiamo partire? Sì. Sì, anche perché sennò non arriviamo più. Se manca 20 ai 10 e mezza. Cioè, diese. Ognuno si esprime come che vuoi. Senti, guarda. Ciao. Manca 20 e 10 e mezza. Non si mica facile capire che te spieghi. Mi.
Kumianami!